Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. In apertura il fermo di due fratelli gemelli di 35 anni. I due avrebbero accoltellato un uomo di 56 anni davanti casa nel quartiere Montepo di Catania. La vittima si trova in coma indotto al San Marco. Si indaga sul movente. Rimaniamo a Catania, dove alla zona industriale sono stati sequestrati oltre 3.000 litri di gasolio di illecita provenienza in un'azienda operante nel settore della logistica. L'operazione è stata svolta dai finanzieri, deferito il legale rappresentante. A Palermo i carabinieri hanno sottoposto a sequestro beni per circa 1 milione di euro. Nel mirino Leandro Greco, il nipote di Michele Greco, conosciuto come il Papa. È morto all'ospedale di Magenta Giovanni Bosco, di 67 anni, avvocato originario di Castelvetrano. L'uomo si trovava ricoverato a seguito di un malore che lo aveva colpito subito dopo il suo arresto operato dalla Finanza nell'ambito di un'indagine su un sistema di frode. È in chiusura la morte del giovane Francesco Caruso. Il 23enne era rimasto coinvolto sabato scorso in un incidente frontale con un altro mezzo a due ruote a Taormina. La famiglia ha donato gli organi. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci.